Amici bellini, bisogna cominciare a studiare, dobbiamo capire gli allenatori e così, quindi finale di Coppa Italia, uno lo conosciamo bene che è Inzaghi, l'altro però è italiano. Cominciamo. Allora, amici bellini, benvenuto Luca Scognamiglio. Facciamo presto perché questo inizio di video avviene durante l'intervallo della finale di Coppa Italia. 2-1 per l'Inter per ora. E lasciate like perché io mi studio gli allenatori per voi. Questa è la situazione iniziale. Vedete le formazioni e ci sono già delle cose interessanti. Vedete Amrabat quarta con un Amrabat, c'è Bonaventura che è sotto punta, vediamo con Castrovilli, ma questa è la fase di non possesso. Andiamo a vedere bene perché è sicuramente interessante, perché e diamo credito a Paolo Del Genio, perché Paolo Del Genio lo ha detto quando non l'aveva detto nessuno. Paolo Del Genio è stato il primo a notare, insomma, almeno a parlarne in Italia di quello che faceva Guardiola con Stones, quindi con un centrale che finisce a centrocampo in fase di possesso, e ce l'ha detto Paolo Del Genio che Italiano con la Fiorentina lo stava facendo già con Igor, in questo caso lo fa quarta. Andiamo a mettere i giocatori in campo. Terracciano, Dodò, grande spinta, ora non... Milenkovic, non fa niente se sbagliamo qualche cosa, se li scriviamo con le lettere maiuscole, quarta minuscole perché dobbiamo fare in fretta. Biraghi, qua già dobbiamo fare un cambiamento perché in fase di non possesso non c'è il regista difensivo e le formazioni si scrivono in fase di non possesso, quindi qua ci mettiamo Amrabat tattico. Qui c'è Castrovilli che uno se lo aspetterebbe sotto punta, mentre sotto punta c'è Bonaventura, un altro Jack che non è Jack Raspadori, Iconé a sinistra che di solito gioca a destra e Gonzalez viceversa, e qua c'è Cabral molto mobile, però purtroppo ragazzi, Italiano si prende delle responsabilità, si prende molti rischi, riempiono l'aria con tanti uomini. È un po' quel discorso che vi ha fatto Spalletti. A voi piace il gioco spumeggiante dove attacchi con tanti uomini, metto i terzini a centrocampo? Sì, ogni tanto rischi, come quando perdi palla rischi che poi c'è la voragine a centrocampo di cui abbiamo parlato 2 anni fa, e il Milan per esempio ti può fare 4 gol così se non riesci a fare fallo. È una situazione molto simile quella di Italiano, che però ha dei giocatori un po' più scarsi di quelli del Napoli, e quindi quando poi si buttano a folate e magari si allungano un po' troppo il pallone e lo perdono, quando si riversa in contropiede una squadra forte come l'Inter è chiaro che subiscono. Però quello che sta avendo una serata horror, almeno il primo tempo, è proprio Milenkovic, perché il primo gol di Lautaro Martinez è Milenkovic che non rispetta la linea, sta un po' più indietro e quindi il gol è regolare perché Milenkovic non sale. È interessante vedere perché qui così è la formazione quando l'Inter imposta da dietro. Cabral è su Acerbi e anche l'Inter sta facendo, è avvenuto uno shift dopo 15 minuti che anche l'Inter sta mandando Acerbi a centrocampo per spostare Cabral, mettono Brozovic tra i due centrali e quindi Bonaventura deve seguire. In fase di non possesso è Amrabat che sta più su Barella e Castrovilli su Çalhanoğlu, ogni tanto anche Barella cerca di portare fuori posizione Amrabat, e Gonzalez e Iconé sono a metà tra Bastoni e Di Marco, e Iconé tra Darmian e Dumfries. È molto interessante, è tutto molto interessante. Il primo gol avviene subito con questo cross di Iconé per Gonzalez, quindi da esterno a esterno, però poi l'Inter si mette lì e nei contropiedi diventa micidiale, perché vediamo dopo il gol ci sono state altre occasioni, c'è un tiro di Dzeko deviato, un tiro di Amrabat al lato su assist di Bonaventura, Dzeko la spara in curva, poi ci sono i 2 gol di Lautaro, non molto altro. Comunque partita divertente anche perché si affrontano a viso aperto molti errori, devo dire, molti errori tecnici, errori di passaggio, però questa è la situazione. Quando attacca la Fiorentina la situazione è diversa, quarta finisce a centrocampo perché si abbassa Amrabat,
salgono molto i due terzini e quindi succede una situazione del genere con Amrabat che resta solo Milenkovic praticamente, e Amrabat poi a turno 1 tra Biraghi e Dodò cerca di farsi vedere e si crea quest'altro tipo di triangolo tra Quarta, Bonaventura e Castrovilli, con Castrovilli che poi ha anche avendo più qualità ha anche libertà poi di andarsi a cercare gli spazi che vengono liberati dall'Inter, perché se Amrabat viene qua magari Barella lo segue. Insomma, è molto interessante questo primo tempo, noi guardandocelo da tifosi neutrali, anche se questo poi stabilirà chi noi dovremo affrontare in Supercoppa, perché hanno cambiato tutta una volta vincimmo scudetto, cambiano la Supercoppa, non è più una finale tra chi vince la Coppa Italia e chi vince lo scudetto, ci sarà semifinaliste e finali, 4 squadre, un macello. Andiamo a vedere se nel secondo tempo succede qualcosa e guardiamo come sta in campo l'Inter. E allora il secondo tempo ci ha detto che l'Inter vince la Coppa Italia e la vediamo un pochino in questa formazione. Vabbè, non è che Dumfries stava sempre là, adesso vediamo un pochino cosa è successo, però li metto più dietro perché l'Inter si è difesa, si è messa lì a difendere. Poi entrerà Lukaku al posto di Dzeko, Lukaku al posto di Dzeko, De Vrij al posto di Bastoni, quindi si sposterà Acerbi a sinistra, De Vrij, se faccio errori non mi interessa, perché non sono giocatori che conosco come le mie tasche. Bisogna sottolineare una grandissima prestazione in fase difensiva di Çalhanoğlu, veramente mentalizzatissimo, ha fatto il difensore aggiunto, la mezzala proprio che aiuta, perché la Fiorentina ha comunque continuato ad attaccare, tiro di Biraghi con calcio di punizione, Cabral di testa moscio con un altro cross di Biraghi. Io voglio dire, conoscendo i miei, no? Perché si parla di Italiano è un allenatore sicuramente coraggioso che dà un'impronta, e se andiamo a vedere, forse non li so i dati, me li potete dire voi nei commenti, credo che la Fiorentina vinca il dato del possesso palla, probabilmente anche dei tiri e credo anche degli XG, ma non sono efficaci purtroppo. E poi un'azione per l'Inter con Lukaku che da Panzer, no? Senza la Panzer, perché sta di nuovo in grande forma, e si difende dal difensore, spara, però spara centrale, parata di Terracciano. Mi sono scritto Çalhanoğlu con il difensore, dopodiché non lo posso vedere qua perché abbiamo tolto la Fiorentina, ma entrerà Jovic e al posto di Amrabat, e quindi con un Amrabat tattico italiano passa un 4-4-1-1, perché Jovic gioca dietro Cabral. Secondo me non una grandissima idea, anche perché Jovic sì, le avrà delle occasioni, ma sono più gol che si mangia che non quelli che fa. E poi insomma entra Sottil, lì non cambia niente, è solamente un 1-1, insomma Sottil al posto di Iconé, e cambia anche Martinez Quarta. Però la Fiorentina si riversa, ancora occasioni per Nico Gonzalez, uno parato, ancora Biraghi fuori, Jovic parato, e poi Andanovic fa una mezza paperottola che quello sì, lo tocca un pochino, quella è la classica situazione che come un'occasione per Sottil, no? Che Dumfries gli fa il body check. Un tifoso della Fiorentina può pensare comunque mi fa il body check, il rigore ci sta, e un tifoso dell'Inter può pensare ma alzati Sottil, sono contatti di gioco eccetera eccetera. Io in questo caso ti dico alzati Sottil, è poca roba per rimanere a terra dolorante, non ti ha fatto assolutamente niente. Però Andanovic che la swiscia e la palla entra lì, Cabral lo tocca un pochettino, per me là non è carica, anche se non lo può mai toccare di niente. Se Cabral non avesse fatto solo finta, però basta l'intenzione del fa, se Cabral non l'avesse toccato probabilmente Andanovic se la buttava in porta da solo lo stesso. E poi un altro tiro di Jovic su cross di Dodò che va fuori clamorosamente, quel colpo di testa, è un salvataggio di Darmian su un'azione di Nico Gonzalez che era in gran partita. Poca roba ragazzi, poca roba. Mette anche Terzic
che è sinistro come terzino destro, quindi ragazzi, come analisi di italiano possiamo dire Inzaghi lo conosciamo bene, si affida alla fisicità e alla ripartenza e alla velocità, Gosens ha avuto un paio di occasioni, Inzaghi è letto. Quello che non sappiamo di italiano si vede da questa partita che insomma non ha dei grandissimi interpreti, è sicuramente un allenatore coraggioso che dà un'impronta alla propria squadra, però poi tecnicamente devi essere in grado di portare avanti il pallone, di fare qualche 1-2, il saltare l'uomo non fa parte di questa rosa sicuramente della Fiorentina, e quindi ci hanno provato ma non ce l'hanno fatta. Complimenti all'Inter perché secondo trofeo stagionale comunque lo porta a casa. La riflessione è chiara, dice che noi abbiamo fatto una testa così, poi loro vincono la Fiorentina, ma la Fiorentina comunque ha impostato loro il gioco contro il Manchester City. Come finirà? Io vi dirò una cosa, l'Inter può anche vincerla la Champions, magari si mette in difesa qualche contropiede alla grande, però sarà mortificante il possesso palla e temo una partita brutta. Dipende tutto dalla vena del Manchester City, da New York. Valerio Fluido è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate dell'italiano, perché sì, la fase difensiva è rivedibile, prendono dei gol, prendono tantissimi gol, non è Spalletti, serve sicuramente più esperienza, però sono pure giocatori, è poca la roba, Sembra una parrucca, ma non è vero, perché vedi cambia. Ah, ma no, che meraviglia, io me li fai. Sono Saveri da soli. Dobbiamo arrivare a 20.000 iscritti, di cortesia, perché questo è l'anno. Avete lasciato i like. Niente più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.